non su 1 milione di investimento, come spesso è capitato in passato, 990.000 euro vanno per pagare la tela gialla del Parlamento siciliano. Giustifichi l'investimento 5 e poi giugno 10.000 euro 2010. soltanto per l'investimento. Convegno sulla capacità fiscale estremamente della chiaro, regione siciliana. investimenti significa investimenti, ma soprattutto ci chiederà 2 cose essenziali: l'EA e l'EP, 2 acronimi che corrispondono a livelli essenziali di assistenza e livelli essenziali delle prestazioni. Questo è l'intervento che riguarda oggi. Esco dal generico: assistenza sociale, sanità, scuola, trasporti, raccolta dei rifiuti, distribuzione idrica, scuola bus, asili nido. Mettete tutto quello che serve per misurare la qualità della vita. Io credo che non ci siano economisti degni di questo nome. Proprio l'altro giorno ho avuto una tavola rotonda insieme a Michele Salvati, che notoriamente non è un economista di destra, è un economista di sinistra, col quale eravamo assolutamente d'accordo su questo punto. E cioè che gli stessi soldi che vengono sprecati per creare precariato possono essere più utilmente utilizzati per dare incentivi alle imprese, defiscalizzazioni, abbattimento di mutui, tutto ciò che serve alla creazione di posti di lavoro, non di posti da stipendio, per capirci. E allora, negli anni 50 e 60, qui il Presidente d'Acquisto ne può essere buon testimone, fu ampiamente giustificato l'utilizzazione del reclutamento nel pubblico impiego, che fu anche utilizzato, perché non dirlo, come un vero e proprio ammortizzatore sociale, laddove, come in Sicilia, non c'era abbastanza impresa, non c'era abbastanza commercio, non c'era abbastanza turismo, non c'erano altre possibilità, non c'era cassa integrazione, né ordinaria né speciale, e quindi il pubblico impiego era un modo anche per aiutare. E dopo non so sino a che punto possiamo chiamarlo ammortizzatore sociale, anche perché, come bene ha detto il dottor Cosimano, i tributi che raccogliamo in Sicilia sono largamente insufficienti rispetto solo alla spesa corrente, non agli investimenti, all'aumento della qualità della vita, ai servizi essenziali e a tutto il resto, ma solo con riferimento. E allora che cosa sta accadendo? Perché il percorso del federalismo fiscale è iniziato. Si è fatto già il primo decreto attuativo, tra breve sarà presentato quello sull'autonomia impositiva degli enti locali, quindi entriamo esattamente nell'argomento del quale stiamo parlando. Successivamente ci sarà quello dei costi standard e dei costi storici. Esco dal tecnico. Il costo storico è esattamente la storia di ciò che è accaduto in ogni amministrazione.